Un vero e proprio arsenale di materiale esplodente, giudicato di assoluta pericolosità dagli stessi agenti del reparto artificieri della Polizia di Stato di Venezia che lo hanno scoperto, è stato rinvenuto durante la perquisizione in un appartamento in città. Arrestato un uomo di 46 anni, vicentino e abitante nel capoluogo, considerato il bombarolo responsabile di una serie ripetuta di esplosioni avvenuti nella notte tra lunedì e martedì scorsi in diverse zone della città e in particolare nella zona di Laghetto lungo strada Marosticana. L'inquietante allarme sociale, avvertito e segnalato da molti cittadini, aveva fatto scattare immediatamente una complessa indagine condotta dalla squadra mobile e dalla Digos della Questura di Vicenza. L'epilogo ieri sera, quando, dopo il rinvenimento sul tetto di un centro commerciale di 7 tubolari in vetroresina, tra loro collegati con un innesco radiocomandato, le tracce hanno condotto gli agenti nella casa del bombarolo. Nitrato di potassio e di ammonio, zolfo, carbone, polvere nera, paraffina, cloroformio, nonché batterie e altri inneschi e telecomandi erano presenti nell'abitazione. Non solo, gli agenti hanno rinvenuto fucili e pistole ad aria compressa, tra cui un fucile a pompa calibro 68 e un revolver a tamburo, silenziatori e un macete. Tutto il materiale custodito in un ambiente angusto e saturo creava una situazione giudicata di estrema e grave pericolosità, potenzialmente micidiale per le persone e le cose nell'immediata vicinanza del contesto urbano densamente popolato. L'uomo è ora custodito nel carcere di Vicenza a disposizione del pubblico ministero della Procura. Inquietanti restano le intenzioni e i propositi del soggetto. Averlo individuato e bloccato velocemente è stato un importante risultato conseguito. Eh sì, quello che abbiamo trovato ieri ci ha fatto, diciamo così, ritenere necessario far intervenire gli artificieri specializzati proprio perché potenzialmente la situazione che si è venuta a creare era molto pericolosa sia per i cittadini che per le forze di polizia per la polizia che stava operando. E gli artificieri sono stati molto bravi a mettere in sicurezza tutto quanto e a consentirci di fare le operazioni di perquisizione e di sequestro in assoluta sicurezza.